Vi chiedo di trattenere. Io ho appena salutato il vice sindaco di questa comunità, siamo in attesa dell'arrivo dell'assessore che vogliono porgervi, ovviamente le saluto, ma ho un po' paura, vi devo mandare. Sono a Giaos e Surzu di Ortueri. Grazia Deledda, nel suo romanzo Il paese del vento, ricorda come ai giovanotti più aitanti di Barbagia piacesse vestirsi di pelli e mettere corna e sonagli da buoi. Questa è la figura del Surzu, come vedete si agita ancora, il rito si è compiuto attorno, c'è il tentativo di dominare ovviamente questa sorta di ribellione, il rapporto tra il bene e il male, la contrapposizione tra questo tratto distintivo che è comune a quella che è un po' la rappresentazione di tante maschere e la descrizione che se ne dà per opera di studiosi che hanno voluto così significare una linea di lettura che è spesso comune a tante di queste rappresentazioni. Un applauso bellissimo per Ortueri, ci hanno regalato un momento di grande spettacolo di una tradizione che in tempi recenti loro hanno voluto rimettere insieme per raccontare, riannodare i loro fili del passato. Quindi gratitudine nei confronti dei Sono a Giaos e Surzu di Ortueri. Grazie di cuore, vi accompagniamo con un applauso.
Vi invito a stare un secondo con me sul palco. Allora, la figura del Surzu perché anche il 16 gennaio per la festa di Sant'Antonio questo rito suggestivo si rinnova e le maschere seguono il suono di un corno disponendosi in cerchio intorno al fuoco. Sos coriolos di Neoneti. L'uscita dei Mercures non è verificata e il numero non è fisso, escono in gruppo e rappresentano un rito propiziatorio che si prende nella notte dei tempi.
battaglia contro il Medule, il suo padrone, il suo donatore, con Sumatsuku che è il bastone, o Sassoka che è una frusta di cuoio, e con questi elementi cerca di portarlo all'ordine. Come vedete al centro della rappresentazione c'è una figura deforme, ricurva, inquietante, tutta vestita di nero. È la figura del Sapilonzana che entra nel gioco della rappresentazione e si muove all'interno del corteo. Tira la lana, infuso di naso di spezzare il filo della vita e simbolicamente mette in evidenza la fragilità della vita umana. Come vedete anche le maschere indossate sono differenti. Il Medule porta una maschera più umana ma trasfigurata nelle sue fattezze, mentre questi indossano maschere colore nero con decori e ornamenti. Sono legati da fumi, aggiogati e vestono con peli di colore chiaro. E come altre maschere che abbiamo già presentato, questa non disponibili, e l'andatura in questo caso è più corta e camminano con fatica. Costante, scendono sul lungo bastone, o maschera spinta, così vengono anche definiti. Ci sono testimonianze storiche e letterarie che attestano la presenza di questa maschera in tempi lontanissimi. Vengono tenuti al ghiacciaio, ma
non ridete. Rumba